Buongiorno bikers, Fiume Brenta, Marsano del Grappa e quest'oggi Veneto Gravel ragazzi. Guardate il ponte di Alpini, che bello. Giornata non delle migliori, ma vabbè, dobbiamo accontentarci che non piove. E quest'oggi, sapete, è zona dove si parte per la Veneto Gravel, svariati percorsi, e io farò un percorso che poi vedrete un po' come piace a me, in versione extreme gravel, quindi per cui sì, ci sono la 720 che è quello originale, la 400 e la 220, questi vari percorsi torno al Veneto, ma lo sapete, a me piace un po' variare, quindi farò un po' di percorsi alternativi, sterratoni, gomme grasse, lo vedete lì davanti, 600x47. Ragazzi, vai Brenta! Piccola deviazione, purtroppo la ciclabile è chiusa, quindi per cui sì, facciamo questo piccolo passaggino qua un po' sauvage, che un po' racchiude l'anima di quest'oggi, di un gravel leggermente estremo, leggermente, diciamo, wild. Guardate che bello è Brenta ragazzi. Sì, farò una deviazione praticamente su non voluta, su alla diga del Corlo, di là, perché di qua è chiusa dopo il Cornale, chiusa proprio nel senso che stanno facendo lavori per riaprirla, mi dicono il 15 maggio. Guardate ragazzi che bellezza questa strada. Sto andando verso la Rocca di Arsier, diga del Corlo, per capirci in Cino, perché ragazzi la ciclabile Val Brenta al Sugana è chiusa nel punto dopo Cornale, per cui non si passa proprio, nel senso che stanno facendo lavori operai, quindi ti mandano indietro, la riapriranno il 15 maggio ufficialmente, quindi per cui non provate a farla, perlomeno nei giorni così. Oggi è sabato, metti che domani domenica non lavorano, quindi si passa, però dovete fare Primolano se venite da Trento, e se no questa se venite da Bassano DNG, e se no l'altra di là, insomma avete voi. Eccoci finalmente su sterrato ragazzi, salita che viene su da Tezze di Valsugana, Masi Ornè, località bellissima ragazzi, guardate che roba stupenda, tutta zig zag, messa da Dio francamente per ora. Beh, di certo con belle pendenze, quello sì, però messa bene per ora. Questa mi porterà poi alla Marcesina, località Rifugio Marcesina più o meno. Bella bella ragazzi, e è uscito il sole, sta da Dio, 20 gradi, 22, pendenze mortali, e giù che si va ragazzi. Gravel Affini, versione Veneto Gravel. Guardate un po' là, sopra Casteltesino, Lagorai, Passo Brocon, là sopra neve. Uno dei brevi tratti non ripidi in discesa o in pianura della salita, veramente micidiale, devo dire. La salitona con punti anche al 30% di pendenza. Pensate un po' che Komoot non mi trova neanche sulla mappa il percorso. Vedete che adesso è un po' più scassato, stranamente in discesa, poi dovrò andare su chiaramente. Ah, eccola,
Lì abbiamo tutta la zona di Primolano, sotto qua. Sì, gomme grasse ragazzi, e rapporti grandi, perché comunque veramente è salita micidiale. E io ho un 38 davanti e un 10,44 al posteriore, sono veramente tirato perché 28-29% di pendenza, e poi comunque sopra il 15, 16, 17%, insomma. Una levataccia praticamente. Se uno ha un 50 dietro va su che è un piacere. Adesso vedete me la trova comunque, però prima non vedeva niente praticamente. Non so neanche se ha tracciato, perché comunque sotto lì c'è il Molano, bello ragazzi, gomme grasse chiaramente. Io monto sti 147. Sì ragazzi, ovviamente gomme grasse, Michelin Power Gravel, 647 con circa G25 di Envy, con profilo basso. Quest'oggi sono anche armato ovviamente di sottosella, perché ho anche panini, francamente, non sapendo se c'è qualcosa da mangiare. Guardate un po' di non tanto bello il tempo, guardate che bello veramente questo posto, Oh, non ho incrociato nessuno, io dopo andrò su. Si può arrivare anche su da qua, penso, da Enego, quel che è, insomma, non so di preciso, io sono arrivato da qua. È una novità, Fontanella dei Celesti. A dopo ragazzi. Ragazzi, scollinato la Val d'Antenne, sono arrivato nella Marcesina praticamente. Là innevato è praticamente la zona dell'Ortigara, cima 12 e quant'altro. Per cui adesso giù di qua, teoricamente dovrei andare a sinistra per raggiungere poi la zona del rifugio Marcesina. Devo dire, bella salitona, tosta, francamente. Una salitona bella tosta, con pendenze mortali, e come dicevo prima, ci vogliono dei bei rapporti grandi dietro, 50-52, magari con un 36-38 davanti o anche 40. Io ho un 44 dietro, un 38 davanti, sono veramente tirato. Tant'è che ce l'ho fatta lo stesso facendo un po' più fatica, e serve gamba. Frescolino, poi mi fermo e mangio e mi vesto. Però voglio arrivare al rifugio Marcesina prima. Oh, si intravede il rifugio Marcesina ragazzi, finalmente. Poi lì mi fermo, mangio il paninetto handmade e mi vesto, e fa freschino. Pensate che la piana della Marcesina è il punto più freddo d'Italia, e non solo nel periodo invernale, raggiunge veramente temperature molto rigide che ne fanno il record per quanto riguarda l'Italia, e mi sembra anche Europa, non voglio dire un'eresia. Quindi sì, fa freschino anche adesso. Ah, 10 gradi, 11. Poi procedo con la vestizione. Tempo ragazzi non dei migliori, ma dobbiamo accontentarci che non piova, questo è l'importante. Che bella la Marcesina, veramente è posto wide dell'altopiano dei 7 comuni, a mio avviso. Sembra proprio di essere fuori dal mondo, con dei percorsi veramente sauvage, extreme gravel. Beh ragazzi, Val delle Antenne è stupenda. Il periodo estivo devo dire che è molto caldo, perché non è all'ombra, quindi sì, dotatevi di borracce, di anche secondo me addirittura le sacche d'acqua sulla schiena, perché comunque
c'è solo una fontana che vi ho mostrato, per il resto basta. Eccoci qua ragazzi. Ragazzi, erroneamente ho chiamato prima Rifugio Marcesina, ma in realtà era il centrofondo Marcesina ed era Rifugio Valmaron. Quindi adesso questa qua è strada bella, asfaltata, che porta a Rifugio Marcesina, che è questo qua, davanti a noi, tra poco. Ma guardate un po', tutto innevato, Ortigara, cima 12, cima 11 e di là abbiamo la parte della Gorai. Guardate che bello, veramente stupendo ragazzi, guardate che roba. Pensate adesso che è brutto, ma con il sole è veramente bella questa valle, questa piana. E a mio avviso è proprio la zona più sauvage, più wild di tutto l'altopiano dei 7 comuni. È stata quella più colpita dal Cetvaya, ciclone extratropicale del 2018, che poi ha fatto danni anche successivamente con il bostrico. Guardate che roba, che ceppaie ragazzi, da sopra, tutti abeti rossi, caduti. Poi ha proliferato il bostrico a far danni anche negli anni successivi, molto più del Vaia in realtà. Oh, adesso ragazzi, guardate che roba, stupendo, wow, la neve, tempo non dei migliori, poi andrò giù verso la vestizione, guardate che roba, stupendo, tutto un po' sauvage, wild, bello bello. Gravel Affini, Veneto Gravel, Gravel Affini, gomme grasse 647, Heavy Mog e si vola. Traccia ovviamente poi che renderò disponibile su Komoot, Gravel Affini, previa iscrizione al canale, gratuita. Bello bello bello, tempo là, meglio andare in giù perché... Di ritorno ragazzi, super discesona della Vastagna, veramente bella, che da Foggia praticamente ti porta giù in Vastagna. È veramente stretta, le macchine non ci passano in due, pensate un po'. Ricorda un po' il Costino, zona Valdastico, per andare su Arozzo. Però veramente stretta, cioè occhio alle macchine perché addirittura un camper ho trovato, pensate un po'. Ci siamo quasi, frescolino, mi sono vestito, l'ho scampata perché veramente il tempo ballerino verso la Valsugana, Casteltesino pioveva. Eccola, fiume Brenta, la Val Brenta ragazzi, è arrivato. Questa è una zona veramente che si ravviva nel periodo estivo. Un sacco di eventi per chi comunque piace anche fare un po' il canyoning, canoa e quant'altro. Rafting. Oh, eccoci qua. Adesso qua, quasi quasi. Vabbè. Vado in quel di Bassano a mangiare le gelatine. No, 120 km, 2000 più il passo di Islo. Veneto Grave. Vediamo se riesco a passare. Ciao! Pensano che abbia fatto il percorso. No.
imbucato. Ragazzi, traccia su Cumut, Grave Affini, e fate pianifica tour, perché molto probabilmente su certe tracce, su una traccia non prendeva Wahoo, quindi diesel sarà sicuramente di più. E da lead quarter qua di Veneto Grave, ragazzi, vi dico alla prossima. Ciao!